Davanti, pronti a partire, gli spettatori assiepati sulla rotonda per guardare lo spettacolo. È una vera e propria corsa clandestina, quella che nella notte tra sabato e domenica la polizia locale ed i carabinieri hanno interrotto a Castelfranco. È il cuore della notte. Sulla Postumia romana ci sono una ventina di auto coinvolti in una gara. Le macchine ed il pubblico di numerosi ragazzi creavano una situazione di potenziale grave pericolo sia per la circolazione stradale sia per gli astanti che potevano essere travolti dalle auto. All'arrivo delle forze dell'ordine, 2 pattuglie della polizia locale, una gazzella dei carabinieri, c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma diversi conducenti sono stati fermati ed identificati. Ora le indagini continuano per arrivare all'identificazione anche degli altri partecipanti, per accertare le responsabilità e procedere nei confronti di chi ha partecipato ed organizzato il raduno clandestino. Sotto la lente i numerosi filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che hanno immortalato le targhe delle auto. Come amministrazione comunale abbiamo sin da subito cercato questa collaborazione con le forze dell'ordine, in cui crediamo, sappiamo che sono il presidio della sicurezza nel territorio, e quindi le ringraziamo. Siamo altrettanto convinti che la sicurezza sia e debba essere una nostra priorità, quindi videosorveglianza, tavoli permanenti con le forze dell'ordine, perché le strade pubbliche non possono essere delle piste da corsa. Sappiamo tutti quelli che possono essere i rischi. Su questo noi saremo assolutamente intransigenti.